Iab, il diciottenne travolto da un'auto pirata, è morto annegato. Avrebbe forse potuto salvarsi, non è morto sul colpo. A dirlo sarebbe l'autopsia sul corpo del giovane, svolta dunque nelle indagini sull'incidente di sabato scorso a Piombino Dese, dove è morto il giovane cameriere, studente annuale e conosciuto anche per il suo lavoro come PR in discoteca a Castelfranco Veneto e che stava tornando a casa dal lavoro. All'altezza di via Gattoeo a Piombino è stato colpito da una Mercedes e sbalzato nel fosso. Non vedendolo tornare a casa, il padre, dopo 3 ore, è andato a cercarlo insieme alla sorella, trovandolo esanime nel fiumiciattolo. Inutili per il diciottenne i tentativi di salvarlo. La mattina di Pasqua una 19enne di Trebaseleghe si è presentata nella caserma dei carabinieri insieme alla madre, denunciando di aver avuto un incidente la sera prima e di essere andata via perché convinta di aver colpito un animale. Dai primi riscontri sembrava che Iab fosse morto sul colpo, ma giovedì le indagini hanno portato a una conclusione diversa. Nei suoi polmoni sarebbe stata trovata acqua, a indicare che il giovane non è morto sul colpo e che se la 19enne, poi denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso, si fosse fermata, il diciottenne forse si sarebbe potuto salvare. Ora la posizione della ragazza rischia di aggravarsi.